Udine amara per l'Assinvest. Al Paralovise è passato il basket time, il che complica maledettamente la corsa per i playoff dei portoguaresi. Quello in riva all'Emene è stato un film già visto, perché dopo un'impresa, vedi quella con Valle Noncello il turno precedente, piuttosto che Pagagna all'andata o Fiume Veneto in questo girone di ritorno, è seguita sempre una debacle più o meno pesante, granate inguardabili nei primi due quarti. Tre bombe udinesi fanno subito capire il tipo di partita che i friulani intendono fare davanti ad un Portogruaro deficitario sotto canestro e che resta fuori dal match vedendo gli avversari dilatare progressivamente il divario. All'intervallo lungo i portoguaresi sono sotto di 18, 23-41, evidenziando una media realizzativa da campionato giovanile. L'orgoglio la fa da padrone nel terzo quarto quando finalmente reagiscono ed incominciano a dettare i ritmi del gioco. Trebbi e De Paula fanno in qualche modo rialzare la testa all'Assinvest che resta agganciata al match dando anche l'impressione di potervi rientrare. Nell'ultimo parziale il divario si riduce sino a -6, 53-59, con Portoguaro che ha anche in mano il pallone per avvicinarsi ulteriormente, ma senza riuscire a trovare la via della realizzazione. I successivi canestri di Sandrino e Lauzana spengono poi definitivamente ogni velleità portoguarese.